Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi, come negli ultimi 2 mesi, per raccontarvi, informarvi quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sapete, questa parte della nostra informazione è dedicata agli approfondimenti, soprattutto ai contatti via Skype con quelle che sono le istituzioni, i sindaci, gli assessori, ma anche con i nostri giornalisti letteralmente sul campo, perché abbiamo le nostre redazioni di Padova, Vicenza, Venezia che escono e vanno a vedere cosa succede sul territorio per poi confezionare i servizi che noi possiamo farvi vedere durante le nostre dirette. In questo momento siamo collegati sempre via Skype con la nostra Chiara Gaiani dalla sede di Padova per capire quali sono le notizie che arrivano da Padova in questa giornata. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo che una tra le notizie in primo piano oggi è legata alla nuova ordinanza che ha annunciato poche ore fa il governatore Zaia. Proprio dalla redazione di Padova, attraverso un'associazione di categoria, era partita la richiesta forte al governatore attraverso le nostre telecamere, l'abbiamo proposta ieri, per permettere a bar e a ristoranti, alcuni già lo facevano, l'asporto, quindi la prenotazione da asporto, per esempio del pranzo. Sappiamo che questo è uno dei contenuti più importanti della nuova ordinanza. Peraltro abbiamo anche sentito da pochi minuti il sindaco di uno dei comuni dei Colli Euganei, Rovolon, proprio siamo ai confini con Vo, che ci diceva che sta aspettando con ansia di poter leggere il contenuto della nuova ordinanza nel dettaglio, proprio per poter dare una boccata d'ossigeno alle attività che sul territorio stanno soffrendo. Vi do anche un'altra notizia, perché oltre al sindaco di Rovolone abbiamo sentito il sindaco di Euganeo, e lui ci ha raccontato che dal 1° maggio partono i tamponi. L'appello forte del sindaco di Vaugano è quello che anche i bambini si sottopongano a tamponi, esami sierologici, quindi proprio un invito alle famiglie, tra l'altro con un'ampia rassicurazione che tutto questo sarà fatto proprio nel modo più corretto, con la maggiore attenzione ai bambini, ma si fanno anche i conti delle perdite. Pensate, Vaugano, febbraio-marzo, 5,5 milioni di euro di perdite solo per il comune da un punto di vista economico, quindi veramente una situazione molto importante. L'altro fronte su cui stiamo lavorando è il fronte scuola. Questa mattina si sono anche riuniti in videoconferenza il sindaco del comune di Padova Giordani, l'assessore alle politiche scolastiche, con anche FISM e SPES, che sono le 2 associazioni che riuniscono le scuole paritarie più importanti del comune di Padova, non tanto per parlare dell'anno scolastico, perché diciamo che da più fronti sull'anno scolastico si è messa la parola fine, finirà online, ma per parlare di quella che è l'estate, quindi come potranno essere i centri estivi. Peraltro in tutte le scuole del comune di Padova è proprio in corso un'opera di sanificazione, vengono sanificate le strutture, viene stata sanificata la cucina, e gli insegnanti, gli operatori si sono resi disponibili per andare a sanificare i giocattoli, per far tornare i bambini all'interno di un'area dove è importantissimo ovviamente la socializzazione. Stanno soffrendo, come tutti noi, il fatto di non poter stare con i loro amici. Certo. Chiara, facciamo un passo indietro su quella che sarà la nuova ordinanza che Zaia ha presentato oggi. Ci sembra di capire che abbia recepito in modo importante quelle che erano le istanze che arrivavano, in questo caso da un'associazione di categoria fra le più colpite da questa emergenza coronavirus, che è appunto quella del bar e ristorazione. Cosa chiedevano in particolare loro nell'ultimo servizio che avevate confezionato dalla vostra redazione? Loro chiedevano proprio di poter, per esempio, uno dei grandi problemi per chi sta lavorando adesso è quello del pranzo. Tutti si sono organizzati con il pranzo da casa, però il pranzo, per esempio, anche nell'area dove ci troviamo noi, una zona industriale dove alcuni uffici di servizio comunque sono rimasti aperti, noi stessi abbiamo sempre continuato a lavorare, può essere una fonte di reddito, quindi pranzo, super notazione, e la telefonata per dire io oggi voglio il panino o voglio l'insalata o voglio la pasta, adesso non so, e poi il ritiro nel rispetto di tutte quelle che sono le sicurezze del caso. Per
una città di servizio come Padova, questa è una cosa molto, molto importante. Certo, E questo chiedevano appunto i ristoratori attraverso i nostri microfoni. Una proposta appunto che era stata lanciata sulla scia di quanto già fatto dalla Regione Toscana. Il governatore, a nostra domanda del collega Filippo Fois, durante la conferenza stampa quotidiana di ieri a Marghera, aveva risposto: c'è un varco di tipo giuridico. Questo varco eventualmente il governatore con i tecnici della regione lo hanno percorso, e quindi c'è questa ordinanza che comunque sta suscitando veramente grandi attese, e diciamo c'è proprio una speranza legata a questo. Quindi un appello che è passato attraverso i nostri microfoni, attraverso le nostre reti, e che ha permesso forse veramente di trovare uno spiraglio per tante attività economiche che in questo momento stanno davvero boccheggiando. Chiara, abbiamo anche fatti di cronaca, magari legati al coronavirus o meno, a Padova oggi? Beh, allora abbiamo raccontato dei controlli che si stanno facendo e di un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni che stavano tirando i classici 4 calci al pallone nel campetto, cosa che peraltro, lo ricordiamo, non si può fare, ma che si sono ritrovati, ahimè, penso che neanche i carabinieri che elevavano quella multa siano stati contenti di farla, ma si sono ritrovati multati di 400 euro, quindi una cifra veramente molto importante. Il tema dei 4 calci ai pallone dei ragazzi è un tema che a me sta a cuore, perché lo vedo nei miei stessi figli, insomma, come per loro sia molto faticosa questa cosa. Davvero, insomma, io credo che sia il momento di studiare quelli che sono gli strumenti giusti per permettere ai ragazzi una socialità nuova, certo, una socialità nel rispetto delle regole, ma che questo sia un tema su cui la politica deve confrontarsi. Questo fatto di cronaca che noi vi proponiamo dimostra come ci sia questa necessità. A noi questi 4 ragazzi e i loro genitori pagheranno. Noi abbiamo già ricevuto il servizio, quindi al termine di questo collegamento lo manderemo in onda, lo faremo vedere ai nostri telespettatori in questo sistema di annuncio in diretta con voi e poi di visione dei servizi, che insomma serve anche ad approfondire quelli che sono dei temi molto importanti in questo periodo. Noi rientriamo con Chiara per fare l'ultimo punto della situazione, quindi importantissimo, ricordiamo quando cominciano i tamponi a Vo. Noi naturalmente andremo a vedere cosa succede nella località Eugania. Ricordiamo ai nostri telespettatori, il nome è Vo, perché dall'inizio dell'emergenza, soprattutto le televisioni nazionali lo chiamano Vo Euganeo, e i vadensi non prendono bene questo errore nella toponomastica, diciamo. Quindi cerchiamo di essere anche noi più precisi possibile. Il nome esatto è Vo, e con punto stop, perché poi ci chiamano e ci dicono: avete detto Vo Euganeo, non ci chiamiamo così. Quindi noi cerchiamo di essere sempre vicini ai nostri amici di Vo, anche in queste piccole cose che comunque denotano una grande attenzione. Chiara, dicevamo, saremo là anche noi la settimana prossima per vedere. Maggio, allora, i tamponi 1° maggio, dal 1° maggio al 4 maggio, 3.300 sono gli abitanti, tampone, test sierologico e anche esame del DNA. Tamponi, risultati tra circa nei 4 giorni successivi. Per il test sierologico tempi abbastanza rapidi, circa una settimana, mentre per quanto riguarda il DNA lo spettro di tempo dovrebbe essere sui 6 mesi. Benissimo. Chiara, ti ringraziamo per queste informazioni. Noi andiamo subito a vedere alcuni dei servizi che avete confezionato sulle notizie del giorno per far vedere qual è la situazione a Padova. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Torniamo in studio e andiamo quindi, stacchiamo il collegamento con la collega Chiara Gaiani, che come sempre è molto puntuale, precisa su tutte quelle che sono le informazioni che arrivano da Padova. Andiamo subito a vedere questo servizio su questa multa appioppata a un gruppo di ragazzini che stavano giocando a calcio. Ecco cosa è successo. Vediamo che diamo tempo alla regia di caricare il video del servizio, che adesso dovrebbe essere disponibile con un refresh, diciamo noi in gergo, del nostro programma di caricamento.
Controlli a tappeto delle forze dell'ordine in tutta la provincia. I dati parlano di quasi 55.000 persone fermate nel Padovano dal 10 marzo. Di queste sono 2.574 quelle sanzionate e 918 quelle denunciate. A Noventa Padovana un episodio particolare: 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nel comune alle porte del capoluogo, sono entrati in un'area verde pubblica per tirare 4 calci ad un pallone. Alcuni residenti hanno però allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno dovuto elevare una multa da 400 euro ciascuno, viste le norme che vietano di frequentare parchi pubblici. Sempre a Noventa Padovana, la polizia locale ha multato 5 ciclisti che si trovavano in strada senza un valido motivo. Allora, noi aspettiamo altre notizie, ci arrivano un po' dappertutto, dal cellulare, dal computer, dall'ANSA, perché è un momento molto, molto importante questo. Abbiamo sentito gli annunci del Presidente del Veneto Luca Zaia, con tutta una serie di allentamenti su quella che è la situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda il commercio e alcuni tipi di servizi. Stiamo confezionando anche noi i servizi su questo argomento, poi noi faremo un po' il punto della situazione fra poco quando rientriamo dal prossimo servizio. Cerchiamo di capire la lista di quelle che sono le attività che potranno riprendere una volta che sarà emanata l'ordinanza. Almeno in questo momento non c'è ancora arrivata copia ufficiale, hanno detto che sarebbe arrivata attorno a quest'ora del pomeriggio, quindi non appena ci sarà ne parleremo qui, ve la faremo vedere e la pubblicheremo anche sui nostri canali social, come sempre su Facebook e Telegram. Ma rimaniamo a Padova e andiamo a vedere cosa succede con la firma dell'accordo di programma sul nuovo ospedale, che dovrebbe portare anche alla creazione di un campus per la formazione di medici e operatori sanitari. Io sono convinto che qui ci deve andare anche un campus, dopodiché troveremo un sistema, ma noi l'abbiamo, il professor Rizzuto lo sa perché ne abbiamo parlato 1 miliardo di volte, l'abbiamo sempre pensato con l'idea di vedere i ragazzi che vivono in questo consesso. Nuovo ospedale di Padova su 2 poli, ma con il cuore pulsante nella ricerca e nella formazione delle future generazioni di operatori sanitari. È un fronte aperto sul tavolo di istituzioni e tecnici al lavoro, quello di un campus universitario a San Lazzaro in via Giustiniani, che la lotta al coronavirus ha reso ancora più necessario, secondo il rettore Rosario Rizzuto. I giovani colleghi che sono nelle corsie, abbiamo dimostrato oggi che non solo sono i medici che domani sono nel territorio, ma sono i medici impiegati in prima linea, e vorrei pubblicamente ringraziare tirocinanti e ragazzi e ragazze tirocinanti, specializzandi e specializzande, per il grandissimo impegno che nell'emergenza hanno dato. 1.080 medici attualmente in servizio nell'azienda ospedaliera, 2.000 gli specializzandi. Il nuovo ospedale con il campus l'obiettivo, la velocità nell'esecuzione dei lavori una necessità. Mi unisco anche all'appello del governatore perché ci sia concesso di essere rigorosi, controllati nelle azioni che vengono svolte, ma più rapidi possibili. Si può essere corretti operando in maniera efficace e leale ed essendo giudicati dopo per quello che uno ha fatto, ma non con una marea di carte in partenza. Come dicevamo, andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono gli allentamenti che la nuova ordinanza annunciata, spiegata dalla Regione nella conferenza stampa di Zaia di poco fa, consente a molte tipologie. Ad esempio, viene dato il via libera alla vendita del cibo per asporto nei takeaway, nelle pasticcerie e nelle gelaterie. Quindi dobbiamo ancora avere il testo esatto, ma in linea teorica non sarà più obbligatorio fare la consegna a domicilio come accadeva finora, ma si potrà, come ci ha detto anche la nostra collega Chiara Gaiani poco fa, andare nei bar, nei locali, nelle pasticcerie e ordinarsi prima quello che si vuole portare via e portarlo via, quindi un semplicissimo take away che risparmierà anche agli esercenti insomma un po' la fatica e la spesa di doversi
muovere per spostarsi sul territorio e fare esclusivamente consegne a domicilio alle persone o al lavoro alle persone che hanno richiesto in questo caso magari i pasticcini, la torta, il pranzo sotto forma di panino, tramezzini, qualsiasi cosa che si possa portare fuori da un bar. Naturalmente negozianti e clienti dovranno avere le loro mascherine e i guanti e dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza, che ormai è uno dei temi su cui dovremo abituarci: distanziamento sociale, mascherine e guanti sempre e comunque ogni volta che si esce di casa. Si è parlato anche di un notevole allentamento per librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini. Erano già delle tipologie che in qualche modo stavano tornando alla normalità. Si dovrebbe allentare del tutto anche questa morsa. La nuova ordinanza dovrebbe aver valore oggi dalle 15. Si parla anche di edilizia, quindi di cantieri, purché su patrimonio esistente, quindi su case già costruite, quindi ammodernamenti, situazioni di restauro. Non pare che non siano ricomprese, ma questo lo vedremo solo una volta che avremo il testo nero su bianco sotto mano, le nuove costruzioni. Poi coltivazione a uso agricolo per autoconsumo, importantissimo anche questo, perché dovrebbe riguardare anche gli orti. Molte persone ci chiedono ogni giorno informazioni su questo argomento, quindi anche l'agricoltura per autoconsumo potrà tornare a lavorare. Parliamo del taglio boschivo per ragioni di necessità, un altro argomento che è più sentito nella fascia montana e pedemontana del Veneto, insomma anche nelle nostre campagne il taglio boschivo per necessità è sempre molto importante, e anche la vendita di prodotti florovivaistici, quindi in teoria dovrebbero poter riaprire anche i negozi, i fioristi, diciamo. Cerchiamo di capire anche queste specifiche come saranno attuate e applicate. Certo è che stando così le cose sono molte le categorie che possono ricominciare a respirare in attesa della fine del lockdown, che a questo punto aspettiamo la parola da parte del governo, che dovrebbe arrivare dopo il 4 maggio, forse qualcosa da lunedì, quindi già dalla settimana prossima, ma lì ci si baserà su codici Ateco, che sono i famosi codici delle categorie merceologiche produttive che vengono inseriti nelle categorie bloccate o libere di agire dal governo. In questo caso la Regione ha utilizzato dei varchi giuridici, dei varchi nelle normative per poter consentire a queste attività di svolgere dar via i prodotti e fornire prestazioni in questo momento di grande emergenza e difficoltà. Importante anche l'accesso ai cimiteri con obbligo di distanziamento. Cercheremo di capire anche in questo caso se l'accesso ai cimiteri con obbligo di distanziamento porterà a poter vedere i funerali come li vedevamo una volta, come si poteva partecipare una volta al commiato di una persona che se n'è andata. Vi ricordiamo che ultimamente purtroppo quasi tutte le cerimonie funebri vengono svolte con pochissimi parenti e a distanza, tutto molto, molto più drammatico di quanto non accadeva prima, soprattutto per per le persone che perdono la vita nelle strutture ospedaliere o nelle case di riposo. Questa situazione è ancora più drammatica, quindi cercheremo di capire anche questo. Sono tutte dinamiche fondamentali per la vita quotidiana di ognuno di noi. Speriamo di poter avere quanto prima sotto mano l'ordinanza. Nel frattempo che aspettiamo l'ordinanza andiamo a rivedere appunto cosa dicevano i ristoratori, cosa chiedevano i ristoratori, in questo caso vicentini, alle istituzioni per poter riaprire prima possibile. Cerchiamo di capire se le loro istanze sono state poi recepite in pieno dall'ordinanza regionale. Covid-19 fase 2. Siamo nella settimana cruciale, alla fine della quale il Premier Conte dovrebbe varare il tanto atteso decreto che definisce le linee guida per la riapertura dal 4 maggio. Intanto si brancola nel buio tra attese e speranze. Loro, i ristoratori, i bar, sono stati i primi a dover chiudere ed oggi si trovano probabilmente ad essere gli ultimi a riaprire. Quello che stiamo chiedendo al governo è una linea guida per quelli che saranno i parametri di controllo per la riapertura.
capire le distanze, capire se c'è l'obbligo di pannelli tra un cliente e l'altro, capire tutto quello che può essere per riorganizzare le nostre aziende. Un mondo, quello della ristorazione, estremamente vario, con problematiche diverse, dai locali più o meno grandi, plateatici diversi, possibilità di uno spazio esterno o meno, che non sanno come dovranno gestire, per non parlare degli eventi, matrimoni, battesimi, cresime. I clienti ci chiamano ma non abbiamo risposte, possiamo farli, non possiamo farli, quando potremo ricominciare? La perdita economica è altissima, le consegne a domicilio non hanno certo risollevato le sorti. Quando si riaprirà dopo 2 mesi di chiusura, le casse non si risolleveranno di certo. Di conseguenza acquisteremo meno merce e di conseguenza avremo anche una necessità inferiore di forza lavoro. I nostri collaboratori, se non vedranno rinnovata la cassa integrazione, come si interfacceranno con noi? Tutte domande che la categoria si sta facendo e alle quali non ha risposta, mentre parte la richiesta urgente al governatore Zaia di consentire, come ha da poco deliberato la Toscana, la vendita da asporto anche ai ristoranti. Questa era appunto la situazione pre-ordinanza. Cercheremo di capire come verranno poi messe in relazione le richieste delle categorie economiche, delle categorie produttive, delle associazioni di categoria con le ordinanze, con la nuova ordinanza emanata dalla Regione. Ora noi cerchiamo di collegarci con la nostra Gabriella Basso della redazione di Vicenza per capire invece qual è la situazione con l'emergenza coronavirus a Vicenza. Come sempre Skype ci aiuta molto, però è un po' giochiamo con la diretta, se ci passate questo termine, perché a volte queste nuove tecnologie funzionano, a volte capita che la banda sia debole, che ci siano problemi di connessione, insomma può succedere un po' di tutto. In questa situazione invece ci è andata di lusso, perché vediamo la nostra Gabriella Basso in collegamento dalla redazione di Vicenza. Lei è verticale, ma ce la teniamo anche verticale, anzi no, orizzontale, come potete vedere. Ha fatto il passaggio Gabriella un po' più su la telecamera in modo da poterti inquadrare in volto, e sentiamo qual è la situazione a Vicenza oggi, se ci sono novità dopo le ordinanze, dopo la nuova ordinanza che è stata annunciata da Zaia. Avevamo appena visto il servizio sui ristoratori che avete confezionato proprio voi della redazione vicentina, che andava proprio nella direzione poi delle scelte che sono state fatte dalla Regione, quindi una situazione in continuo divenire della quale ci darai precisa informazione come sempre. Sì, infatti guarda, tra l'altro tra le varie cose in questo momento la cosa più importante per Vicenza è questa ripartenza. C'è già molto movimento per le strade, per il centro cittadino. Tra l'altro possiamo dire che oggi abbiamo fatto un breve tour tra Vicenza e Padova ed effettivamente sulla strada statale c'era tantissimo traffico di mezzi, di furgoni, di auto e gente che era fuori. In città si sta lavorando anche sulla riapertura delle scuole, perché è un'altra di quelle cose che sta facendo la Regione tra l'assessorato alla salute, alla sanità e l'assessore alla scuola e istruzione, la Donazzanna, un protocollo d'intesa comune per quanto riguarda le riaperture delle scuole dell'infanzia, ed infatti il comune di Vicenza si dice pronto a riaprire anche prestissimo, appena appunto sarà stilato questo protocollo generale condiviso con chiare regole per appunto poter dare una scuola dell'infanzia dai 0 ai 6 anni, ricordiamo, sicura ai tanti ragazzini, anche perché se i genitori torneranno a lavorare, i figli, insomma, da qualche parte, purtroppo è brutto dirlo, ma dovranno essere, tra virgolette, messi, mettiamo così, o comunque dovranno trovare la modalità per non stare, visto che non possono neanche stare con i genitori, con i nonni, scusate, perché sappiamo che comunque rimane una categoria, un'età protetta, e quindi i nonni non suppliranno più la carenza dei genitori, quindi tanto più le scuole dell'infanzia dovranno aprire. E tra l'altro appunto in questi giorni, in queste ultime ore, stanno facendo un sacco di lavori anche per riordinare i giardini, per preparare i giochi per i bambini, per la scuola dell'infanzia, in modo che l'ambiente appunto sia sicuro. Chiaro, da parte dell'assessore Toglio la richiesta comunque di avere regole chiare, precise e valide per tutti quanti, insomma.
Ecco, come dicevi tu, ovviamente sarà un continuo divenire, un cambiamento in corsa, i sindaci sono chiamati a rivedere le loro ordinanze a stretto giro dopo quanto dichiarato proprio oggi dal governatore Zaio nella consueta conferenza stampa delle 12:30. Quindi una situazione anche a Vicenza che muta di ora in ora. Gabriella, intanto interessantissima queste ricadute, perché abbiamo appena letto in diretta con i nostri telespettatori più o meno quali sono i settori del commercio e dell'artigianato che saranno coinvolti in questa nuova ordinanza. La stiamo aspettando, dovrebbe arrivare a minuti. Se dovessimo averla sotto mano la leggeremo ancora in modo più preciso con i nostri telespettatori qui in diretta, altrimenti la caricheremo sui nostri social. Quindi le ricadute sono molto importanti per tutti noi. Abbiamo sentito anche il fatto delle scuole: se dovessero riaprire molte categorie economiche e produttive, questo problema si riproporrebbe ancora più forte. Però sappiamo anche che continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine, e sappiamo che a Vicenza, lo vediamo ogni giorno nel nostro telegiornale vicentino, ci sono molti interventi, perché a Vicenza la situazione è un po' particolare dal punto di vista di chi non rispetta le regole, né prima né adesso. Sì, beh, diciamo che c'è un po' un problema dei soliti recidivi, il mondo dello spaccio, i senza tetto, quelli che nonostante l'amministrazione comunale abbia organizzato anche dei ricoveri proprio in questo tempo di coronavirus per consentire che quelle persone che sono senza tetto di avere comunque un punto di riferimento per rimanere, diciamo, all'interno di una struttura, rimangono sempre i soliti recidivi. Comunque uno dei dati, per esempio, che in questo momento circola tra le forze dell'ordine è che per quanto riguarda i reati contro il patrimonio ci sarebbe proprio anche in città Vicenza un calo addirittura verticale dell'80%. Rimangono, appunto, dicevamo, i soliti recidivi, e poi c'è il controllo anti-Covid che in questo fine settimana, come in quello, diciamo, di Pasqua e Pasquetta, saranno estremamente importanti e forti, perché il fuori porta con questo tempo, il sole chiaramente richiama la voglia di uscire, ma sarà un dispositivo uguale come quello per Pasqua e Pasquetta, quindi controlli verso le strade che portano ai colli, per esempio, per dire, o comunque delle seconde case, e anche l'uso di droni. Oggi avevano già cominciato su Bassano, domani il drone sorvolerà Vicenza, quindi sì, libertà, ma attenzione, perché rimangono sempre delle regole. Ovviamente ci sono sempre delle disposizioni che, se non sono quelle regionali, sono comunque quelle delle linee guida del governo. Volevo solo darti una nota che poi troverete anche nel telegiornale di questa sera di Vicenza. Abbiamo sentito un po' cosa si aspettano i vicentini dal 4 maggio, e tra le tante cose che vorrebbero fare per prime sarebbe proprio quella di andare al ristorante, di potersi sedere a tavola, essere serviti e mangiare del cibo diverso di quello casalingo. Non vediamo l'ora di vedere il servizio che sarà nel TG Vicenza di questa sera. Ringraziamo Gabriella Basso, grazie, buon lavoro Gabriella, ci risentiamo se arriveranno novità dal capoluogo berico, rientriamo in studio. Sentite, queste sono le novità che ci arrivano dalle nostre redazioni, sono tutte molto importanti, fatti di cronaca, ricadute importantissime. Chi poteva immaginare che la prima cosa della lista delle cose da fare dopo la riapertura da parte dei vicentini fosse proprio andare al ristorante? Vuol dire che insomma, questa situazione sta pesando in modo davvero fortissimo su tantissime fasce della popolazione. Sentiremo i servizi questa sera, mentre noi cerchiamo l'ordinanza che dovrebbe essere arrivata. Andiamo a vedere un servizio ancora da Padova, però parliamo di cronaca, parliamo di falsi permessi di soggiorno, perché le attività di controllo proseguono sempre anche in questo periodo e non riguardano solo il coronavirus. 237 assunzioni fantasma di lavoratori stranieri impiegati solo sulla carta per ottenere il permesso di soggiorno. La Guardia di Finanza di Piove di Sacco ha denunciato 55 persone, tutte di origine cinese, con l'accusa di truffa allo Stato per una rete di fittizi impieghi lavorativi. Tutto parte da una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale con sede ad Arzergrande che lavorava nel settore tessile. Dopo aver sistematicamente omesso di dichiarare al fisco le proprie operazioni imponibili e di versare le relative imposte,
negli anni 2016 e 2017 aveva presentato dichiarazioni fiscali con un alquanto singolare reddito d'impresa in perdita per complessivi 5 milioni circa, fiscalmente giustificato come spesa sostenuta per lavoro dipendente e assimilato. I controlli hanno fatto emergere che l'azienda, che aveva cessato l'attività nel 2016, avesse continuato ad assumere dipendenti per un totale di circa 1.400.000 euro di contributi dichiarati e mai versati. Accertata l'insussistenza dei rapporti di lavoro, si procederà ora all'annullamento degli stessi con il conseguente risparmio per la mancata erogazione futura di prestazioni assistenziali e pensionistiche. Questa era la cronaca dalla redazione di Padova e andiamo a vedere dal nostro computer, vi facciamo vedere una pagina intanto con alcune delle disposizioni, questa poi la pubblicheremo appena finita questa fascia della nostra informazione sui nostri social. Vediamo, questa è la pagina in cui la Regione consente per esempio la vendita di cibo da asporto, vendita per asporto sarà effettuata ove possibile previa ordinazione, quindi vedete c'è spiegato molto bene tutto quello che si potrà fare e quello che non si potrà fare nei prossimi giorni. Si parla anche della revoca della disposizione restrittiva relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie, nonché librerie e vendita di vestiti per bambini, include anche quella delle scarpe per i bambini medesimi. Quindi anche questo conferma quello che abbiamo detto poc'anzi. Le opere pubbliche è ammessa all'esecuzione di lavori in maniera prevalente alle categorie di seguito indicate, quindi strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari, poi opere d'arte nel sottosuolo, quindi fognature, tutto quello che riguarda questo genere di interventi. Se volete vedere tutte le disposizioni contenute in questa ordinanza, non dovete fare altro che collegarvi con la nostra pagina Facebook o col nostro canale Telegram. Pubblicheremo l'ordinanza integrale così come ci è arrivata fra pochi minuti. Poi questa sera sentiremo dalla viva voce di Zaia nei servizi dei nostri telegiornali un approfondimento su quelli che sono i temi trattati in questa ordinanza. Questo era un momento molto importante perché è una prima riapertura fondamentale verso una nuova normalità alla quale tutti anelano ormai da troppo tempo. Speriamo che sia seguita da altre aperture sempre in sicurezza, sempre con l'avallo del mondo scientifico. Noi facciamo una breve pausa, poi torniamo con la nostra informazione. State con noi.